Amici bellini! No. Amici bellini, è un lunedì un po' grigio in questa New York che non si capisce se fa freddo, se fa caldo, insomma dovrebbe piovere. È un clima quasi londinese, no? E voglio dire, il clima londinese mi riporta a un'idea. Io in questi giorni dove non c'è calcio giocato volevo guardarmi un po' di Premier League, ma cosa succede? Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede da tutti. Allora, voglio capire un attimo questa cosa perché poi i furbetti, i pagliacci, quelli che avevano paura, avevate paura. Focolaio Covid al Manchester City e la Premier League rinvia il match in casa dell'Everton. La gara in programma stasera alle 20 slitta, data da destinarsi a causa di un numero di casi positivi al coronavirus tra i citizens. A causa di un numero di casi. Non lo specificano, forse la privacy, forse devono arrivare le notizie. Voi nei commenti me lo farete sapere perché direte tutte le cose varie, ma non fa niente, io la cronaca devo fare e opinione. Ora si aggiungono altri casi perché a Natale il club aveva reso nota la positività di Juan Jesus e Kylie Walker. Ora si aggiungono altri casi. Quanti? Chi? Non lo dice. Che spingono la società a chiudere il proprio centro tecnico a tempo indeterminato. Dopo l'ultima serie di test, il club ha riscontrato una serie di casi positivi. Una serie ha fatto sapere con la sicurezza della bolla ormai compromessa. Furbetti, siete disonesti, avete sbagliato tutti i protocolli. Manchester City da radiare in Serie B, non nella Premier B, in Serie B. Insieme alla Salernità. I casi positivi rappresentano un rischio per l'ulteriore diffusione del virus nella squadra, nello staff e potenzialmente anche all'esterno. Quindi la Premier League, dopo essersi consultata con i due club, ha risposto il rinvio. Vabbè. Insomma, ha dichiarato che si rinvia e non ci sono state sceneggiate, non ci sono state cose. Noi ci presentiamo, vedete, stiamo facendo il riscaldamento, abbiamo dei tifosi sullo Noi ci presentiamo, noi rispettiamo le regole anche con i positivi, con il pericolo, noi rifiutiamo di aspettare l'ASL e andiamo. Noi ci presentiamo, forse evidentemente se l'ASL è intervenuta qualcosa non è successo. Ragazzi, la dobbiamo finire. La dobbiamo finire quando si tratta di Covid. Io non ce la faccio più. Queste sono le giornate dove il vaccino sta cominciando ad andare, fake news a go-go, gente che gli esplode la faccia, gente che... La dobbiamo finire, dobbiamo far fare i professionisti ai professionisti. E basta. Chi capisce di calcio parla di calcio, chi capisce di vaccini parla di vaccini e basta. È chiaro? È chiaro. E quindi non fatemi commenti sulla questione del Covid perché non ne voglio parlare, ho un'idea mia ben precisa. Che si basa su opinioni di gente che lavora nel campo che sono amici miei stretti personali. Quindi io se non mi fido, non mi voglio fidare di Big Pharma, non mi voglio fidare delle lobby dei farmaci eccetera eccetera. Io mi devo fidare degli amici miei che mi vogliono bene, con cui sono cresciuto. Se loro mi dicono una cosa io mi fido di loro e invito la stessa cosa a voi perché se voi cercate su internet e avete un'idea, su internet troverete conferma alla vostra idea qualunque essa sia. Quindi non cambierete mai idea, non troverete mai una cosa però troverete anche quella che dice il contrario di però. Quindi no, cercate nella vostra rubrica un amico di scuola vostro che poi è andato a fare medicina, che lavora in laboratorio eccetera eccetera e parlate con lui, con lei, perché vi dovete fidare solo di questi. Comunque, chiuso il discorso questo qua dell'Everton, del Manchester City, che mi volevo vedere la partita, volevo vedere Ancelottino, volevo vedere insomma come si comporta questo City di Guardiola, insomma che sono abbastanza più bassi in classifica se non mi sbaglio. Non ho seguito tanto bene ma approfondirò. Vi invito ad iscrivervi al canale come favore mio personale, visto che sto avendo delle discussioni con YouTube e avrete poi delle come si dice, degli approfondimenti
approfondimenti in merito, perché certe cose che stanno succedendo non le capisco, non mi trovo con i numeri e quindi vi chiedo come cortesia personale di iscrivervi al canale, perché altrimenti vado veramente in difficoltà e chiudo tutto. A me non mi interessa proprio, chiudo tutto e lo faccio su Facebook, non ha nessuna importanza. Allo stesso modo Telegram, perché poi andiamo sulle altre piattaforme che siamo più piccolini e dobbiamo crescere, lo store che vedete dietro di me in sovraimpressione, nuovi prodotti e cose varie, ma il calciomercato, che so che voi adesso volete parlare di calciomercato. Qualcuno parla di Tuven a parametro zero, quello dell'Olympique Marsiglia, perché si libera a giugno. Perché non ne parli? Perché non ne parli? Fai più visualizzazioni. Perché non ne parli? Che cosa volete da me? Io un video generale l'ho fatto e ve lo state guardando e state rispondendo e vi ringrazio, ma che io tutti i giorni mi metto a dire forse Rachmani viene venduto, però pure Maksimovic, e le due cose non possono coesistere. Se vendi Maksimovic devi tenere Rachmani, anzi lo devi sostituire, perché come puoi rimanere con 3 difensori, uno che non ha mai giocato, quindi dobbiamo chiederci se Gattuso lo vede o no. Lo ha chiesto Gattuso oppure è arrivato da solo via mare da Verona, oppure giunto lì, l'ha solamente comprato senza chiedere consiglio a Gattuso. Cioè noi ci dobbiamo chiedere queste cose qua, non possiamo dire il Napoli deve comprare Emerson Palmieri, perché se vai a vedere il mercato che vorrei di tutti gli altri youtuber, Emerson Palmieri sta all'Inter, come potrebbe andare alla Juventus. Perché entrambi cercano un uomo di fascia e quindi non siamo gli unici a avere avuto l'idea di Emerson Palmieri. C'è Marcos Alonso, c'è Emerson Palmieri e c'è Chilwell, non mi ricordo mai come si chiama. Comunque l'ultimo è quello che più titolare nel Chelsea. Ovviamente gli altri due risultano sul mercato, ma per tutti, non solo per noi. Allora non dobbiamo pensare che il Napoli se lo può comprare. Certo, ci sono i rapporti buoni col Chelsea, ma è il giocatore che deve poi decidere dove vuole andare. E se Inter, Juventus e Napoli, secondo voi Emerson Palmieri dice sì, mi sta simpatico Insigne, vengo al Napoli? Non saprei, non saprei proprio. Quindi dobbiamo sperare che ci sia un piano B, delle altre idee magari altrettanto valide, perché altrimenti ragazzi, io Bicarbo Napoli, così come mi vedete, io ho il sospetto che in entrata non succederà molto, perché abbiamo degli esuberi che sono 5 terzini totali e quindi uno potrebbe andare via, e l'idea più logica è quella di Yusai, perché Yusai è in scadenza, quindi se vuoi racimolare qualche soldo lo devi vendere adesso. Però poi resti con Malqui, che Gattuso non vede, almeno non lo fa giocare quasi praticamente mai, e con Gulam che sì o no, insomma, a volte gioca ma non garantisce fisicamente integrità. Quindi è grave la situazione lì. Dopodiché in attacco ti devi liberare di Milik, se vuoi racimolarci qualche soldo, e di Llorente, che a quanto pare l'ultima, pare che la Juve ci stia provando di più per avere l'usato sicuro del ritorno di Llorente. A loro piacciono questi ritorni, no? Il ritorno di Morata, il ritorno di Llorente, e evidentemente si trovano bene così. E noi dobbiamo ragionare su questa cosa qua. Cutrone, però Petagna. Noi dobbiamo avere il ritorno di Osimhen, ragazzi. Dobbiamo avere il ritorno di Osimhen, altrimenti andiamo in grossa difficoltà. Andatevi a vedere le partite dove c'era Osimhen in campo, il panico totale da parte delle altre difese, perché Osimhen non lo mantieni. Può sbagliare qualche tiro, può fare dei controlli un po' più così, ti scappa, ti crea apprensione. Quindi tutto intorno poi dopo funziona meglio, perché le difese si sono scombinate, hanno dovuto raddoppiare. Se torna Osimhen, allora il Napoli può dire la sua per la Champions, ricominciamo a segnare con continuità e anche la manovra ne trarrà giovamento. Se non torna, dobbiamo fare di necessità virtù con Mertens e Petagna, andiamo in difficoltà, perché Mertens ha uno stato avanzato di età, cioè non può essere quello fresco di 2 o 3 anni fa, e Petagna ha lentezza nei movimenti, è macchinoso, fa un suo lavoro sporco, ma non ti aiuta tantissimo in fase di finalizzazione, quindi diventa veramente un problema. Non credo che un nome come Cutrone ti risolva questi problemi, e il Napoli deve fare delle riflessioni molto attente. Fabian, se veramente l'Atletico Madrid ci sta pensando, potrebbe andare via. A quel punto uno potrebbe fare un sondaggio
per un giocatore più svelto, un giocatore che faccia più da regia, eccetera, eccetera, da affiancare alternato a Demme e Bakayoko, e ci divertiamo perché Zielinski oramai deve fare il trequartista là davanti perché il suo ruolo Elmas è il primo a rientrare, e poi c'è Popotta, che secondo me come mascotte dovrebbe rimanere. Poi invece se qualcuno se lo vuole prendere in prestito, se lo prendesse da New York. Valerio Fluido è tutto, attenzione ai furbetti, attenzione. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.